Buonasera a tutti, questa è la prima edizione, quindi un numero speciale di Vicenza più bianco e rosso. Sarà una rubrica in cui metteremo a confronto delle opinioni, ma stasera la situazione è tale per cui è difficile che troveremo un grande contrasto tra i nostri ospiti, però non è detto, vediamo un pochettino perché magari diversità di opinioni ci saranno comunque. Vi presento gli ospiti e sono Camilla Cusumano, un avvocato che fa parte dello staff dei legali che collaborano con l'Adusbef Verona, e un nostro, ecco, dato ci può salutare. Buonasera. E l'avvocato Franco Conte, che è una nostra vecchia conoscenza ormai, presidente di Codacons Veneto. Buonasera e benvenuta alla nostra collega. Ecco, noi stiamo registrando oggi che è il 28 marzo e da poche ore è terminata l'OPT, un'altra delle sigle che spaventano un po' l'Italia, offerta pubblica di transazione, che è stata fatta ai soci, a gran parte dei soci della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca, una transazione per chiudere a una cifra intorno al 15% di quello che hanno investito, quindi 9 euro circa, 9 euro per i soci della Popolare di Vicenza che rientrassero nel perimetro, brutta parola, di chi ne aveva diritto secondo la banca, e circa 6 euro, cambia un po' a seconda delle situazioni, per i soci di Veneto Banca. Oggi si è chiusa questa operazione, non sono annunciate delle ulteriori proroghe, ma stiamo attendendo anche i risultati. Questa trasmissione andrà anche in differita, per cui vi ho detto la data in cui stiamo parlando, in modo, siccome la situazione è in grande e in continua evoluzione, così quello che diremo possa essere collocato nel momento in cui lo diciamo. Non sappiamo ancora i dati, è probabile che le due banche si siano avvicinate, anche se non raggiunto, che si siano avvicinate all'obiettivo dell'80% di perimetro di adesioni, ma andiamo oltre questo, in questo momento andiamo oltre la registrazione di questo fatto. È successo una cosa che probabilmente potrà cambiare varie situazioni in prospettiva, che comunque stabilisce l'esistenza di un diritto e potrebbe essere anche un qualcosa che fa pensare a chi oggi ha aderito. Non vogliamo creargli altri problemi, ma cos'è questo ma? Che il Tribunale di Verona ha dato ragione in una causa pilota che Adusbef Verona ha intentato contro la Banca Popolare di Vicenza nel caso specifico in sede civile, e ha stabilito, cosa ha stabilito ve lo faccio dire dall'avvocato Cusumano. Buonasera. Allora sì, in realtà siamo molto contenti di questa vittoria che abbiamo ottenuto a Adusbef Verona e in particolare la collega Bellini. Infatti la signora era un azionista che aveva investito in azioni di Popolare di Vicenza, e questa sentenza ci fa sicuramente ben sperare. Non soltanto ovviamente perché è una vittoria, ma anche perché attualmente è la prima e unica, ci risulta, decisione su un caso di Popolare di Vicenza e di Veneto Banca, di Popolare di Vicenza, scusate. E quindi diciamo lo riteniamo anche un buon auspicio anche per le cause future che sono ancora pendenti. Quindi in pratica il giudice ha stabilito che, aiuto io un po' l'avvocato a spiegare in termini, se possibile, come l'ho capita io, certo, cerco di spiegarla, anche poi ci correggerà. Praticamente il giudice ha stabilito che siccome le azioni della Banca Popolare di Vicenza, ma il discorso potrebbe essere, non ci allarghiamo, ma il discorso potrebbe essere analogo per Veneto Banca come per altre popolari, siccome le azioni delle banche popolari non quotate in borsa sono illiquide, cioè non possono essere automaticamente monetizzate. Sapete benissimo che un'azione di un'azienda e di una banca quotata in borsa risponde a domande e offerte, e comunque viene, al di là delle situazioni particolari, viene piazzata, viene comprata o venduta immediatamente sostanzialmente. E il giudice ha riconosciuto che ha stabilito che siccome per le popolari non quotate, nella fattispecie la Popolare di Vicenza, la liquidità delle azioni mancasse come requisito, ha aggiunto la considerazione fondamentale che il socio che ha comprato, che ha sottoscritto queste azioni, non è stato messo a conoscenza di questa particolarità fondamentale, perché il socio si configura spesso come un risparmiatore che pensa di avere del denaro in deposito che può monetizzare quando vuole. Il giudice, semplifico, ha detto: siccome sono illiquide per loro natura queste azioni e siccome il socio non è stato informato di questa possibilità, il contratto di fatto è nullo. Poi lei correggerà per cui sono dovuti tutti i soldi che ha versato la socia in questo caso, quindi erano circa 39.000 euro per l'acquisto di 660 azioni, e
sono dovuti interessi penali e il pagamento anche delle spese legali, quindi in totale ha deliberato che la banca liquidi alla signora 60.000 euro. Chiaramente è una sentenza di primo grado, potrebbe essere appellata, ma fermiamoci a questo principio. Vorrei a questo punto che l'avvocato puntualizzasse qualche mio errore e poi passiamo la parola subito a Franco Conte che farà il suo commento. Diciamo che entrando nel caso specifico si trattava di una signora che aveva acquistato 660 azioni dalla Popolare di Vicenza nel 2010. Quando aveva acquistato queste azioni il prodotto le era stato rappresentato come sicuro, privo di rischi e anzi addirittura la banca le aveva detto che qualora avesse avuto necessità di vendere le azioni avrebbe riacquistato le stesse. Inoltre le aveva detto che le azioni non erano quotate, facendo figurare questa cosa come una sicurezza del prodotto, dicendo le azioni non sono quotate, quindi il titolo non può scendere. E questo invece non era assolutamente vero, il fatto che il titolo non fosse quotato comportava questo rischio di liquidità. Concretamente il giudice quindi ha rilevato che era mancata l'informativa relativa all'illiquidità, oltre al fatto che era mancata la valutazione di appropriatezza che invece doveva essere fatta. Inoltre quindi il giudice ha affermato che erano stati violati gli obblighi informativi e che quindi la signora aveva diritto al risarcimento del danno di tutto il capitale investito, rivalutazione, interessi e spese legali. Perfetto. Avvocato Conte, il suo commento, sappiamo che questa è uno dei suoi cavalli di battaglia, sostenere la possibilità di rivalersi in sede civile con procedimenti analoghi a quelli che ci ha appena descritto l'avvocato. Beh, intanto devo mascherare la mia invidia per la Camilla per il successo che ha avuto e quindi un apprezzamento, sono stati bravissimi. Ma come giustamente diceva prima il direttore e la Camilla aveva ripreso, noi sappiamo, a differenza di quanto avviene negli Stati Uniti e col sistema anglosassone, che le sentenze in Italia non fanno precedente e quindi ogni sentenza è specifica, ha le sue peculiarità, per cui può essere che il giudice di Verona abbia deciso così e il giudice di Padova decide in un'altra maniera, cioè purtroppo questo è il diritto creativo che abbiamo in Italia. Ma quello che è importante è il dato, al di là dell'appello che farà la banca, eccetera, e quello che è importante è che il titolo Popolare di Vicenza, e quindi questo vale assolutamente anche per Veneto Banca, è stato considerato nelle sue caratteristiche di negoziazione, cioè non quotato, con questo prezzo fatto una volta l'anno, con questo incrocio tra domanda e offerta oscuro, grigio, eccetera. Questa tipicità rubricava il titolo come inidoneo per il risparmiatore. Quindi è questo il fulcro, perché se questo concetto è stato affermato, varrà in ogni sede, cioè, perché non è questa una valutazione di diritto, eccetera, questa è una valutazione sui fatti. Questa tipologia di titolo è stata considerata non adeguata per chi voleva investire con la finalità del risparmio, nella quale finalità del risparmio c'è insito perché si risparmia per le emergenze familiari, per la salute, per la badante, per la dentiera, per l'incidente del figlio, per il dopo di noi, per il cambio della macchina, cioè è il welfare che ciascuno vuole assicurare a se stesso attraverso una virtù che è quella del risparmio. Per questo la Costituzione lo tutela. Quindi in sintesi l'elemento che mi ha fatto più piacere di questa sentenza è stato questo dato oggettivo, e aggiungo che questo dato oggettivo è fondamentale perché se questo è vero, essendo in circolazione un titolo che è stato venduto ai risparmiatori con il consenso o con la negligenza di Banca d'Italia e di Consob, le responsabilità che questo prodotto circolasse va in capo a loro, e quindi la responsabilità dei danni conseguenti a questa circolazione di un bene non adeguato alla domanda di risparmio per cui è stato preso è chiaro che va in capo a Banca d'Italia e a Consob. Questo è un dato fondamentale. Io vorrei aggiungere, intanto ringrazio, vorrei aggiungere tornando al merito, e condivido quello che ha detto, onestamente lei lo sa che questa è l'opinione che ci siamo fatti noi, non legali, ma ci siamo fatti questa opinione. Uno degli argomenti che ha utilizzato la Banca Popolare di Vicenza in questo caso, ma ripeto, questo non ci sostituiamo al giudice, ma le situazioni sono molto simili a tutte le popolari non quotate, al di là della specificità di qualche caso. Tra gli argomenti di difesa ha utilizzato il fatto che il titolo non era più liquido dal momento in cui
la BCE ha cambiato la normativa sulla possibilità di avere un fondo destinato al riacquisto di titoli propri. Sembrerebbe che il giudice ha rigettato questa interpretazione, abbia rigettato questo motivo di difesa, fermandosi sul motivo all'origine, cioè all'origine il titolo, in quanto per la sua natura non era liquido e perché non aveva un mercato libero come quello della borsa, di conseguenza tutti gli altri fatti ostativi, una volta ci poteva essere un favore nell'acquistare e vendere titoli, una volta ci poteva essere una difficoltà dalle norme BCE in poi, erano aggiuntivi e comunque successivi alla natura del fatto non lecito, cioè che fossero illiquidi. Conferma questa mia interpretazione? Sì, assolutamente. Diciamo che le azioni, essendo appunto in un mercato non regolamentato, erano un prodotto illiquido, proprio d'origine, quindi a prescindere, esatto, proprio nel momento genetico erano, diciamo, un prodotto assolutamente illiquido. E di questo, insomma, quindi a prescindere dal riacquisto eventuale delle azioni che avrebbe fatto la banca, che comunque invece lì riguarda una questione più societaria che altro. E dopodiché la banca contestava il fatto che la signora in realtà fosse stata adeguatamente informata e che avesse adeguate conoscenze per poter comprendere il tipo di investimento, cosa che in realtà non era assolutamente vera. E quindi il giudice ha proprio accertato che di fatto la signora non aveva ricevuto un'adeguata informativa prevista invece per legge. Questa sentenza apre un fronte notevole, perlomeno per tutti coloro che si trovassero nella stessa situazione, quindi di scarsa informazione sulla non liquidità delle loro azioni, tutti coloro che non abbiano aderito nel frattempo alla proposta. A questo punto si pone un problema, sicuramente per la banca si può porre un problema, per le due banche si può porre un problema di precedente giuridico, per quanto le sentenze non facciano giurisprudenza ma sono comunque significative. Ecco, i soci che non hanno aderito possono trarre vantaggio in sede legale da questo precedente, e i soci che invece hanno aderito hanno possibilità di fare un passo indietro oppure no? Allora, sicuramente chi ha aderito alla transazione ha firmato che ha chiuso ogni tipo di contenzioso con la banca, per cui alle carte firmate non può far nulla. Ovviamente i soci che non hanno aderito, ieri quando è arrivata la notizia della sentenza della Camilla, dovevano e devono, se non l'hanno fatto ieri, farlo oggi, blindare, perché torno a dire è una pietra miliare, perché le sentenze è chiaro che non vincono, non sono un precedente, ma quando argomentano su cose chiare e precise evidentemente rappresentano una pietra portante, una pietra di volta per tenere in piedi poi tutta una difesa. Quindi quelli che non hanno firmato lo possono fare, però qui il direttore apre una prospettiva che è maturata sul campo. Qualcuno è andato a firmare sotto questo pressing folle, veramente da stalking finanziario, comprensibile. Hanno fatto dal punto di vista loro, le banche hanno fatto un lavoro eccezionale. Se venisse confermato che hanno raggiunto quasi il 70%, tanto di cappello rispetto a questa diligenza della struttura, dimostrando ancora una volta però che queste non sono banche come cultura, sono supermercati, perché hanno venduto in passato azioni, adesso hanno venduto convenzioni. Sul far banca dobbiamo ancora scoprire se lo sanno fare per davvero, visti i bilanci che stanno arrivando. Fatta questa battuta polemica, qualcuno si è pentito e ha chiesto a noi cosa poteva fare. Noi abbiamo detto di procedere a fare una rettifica entro il termine di scadenza, perché secondo una nostra analisi questo consenso a una convenzione fatta con la banca senza l'assistenza di un terzo, a nostro avviso disarticola la capacità negoziale della parte debole, in questo caso l'azionista, rispetto alla parte prepotente che era la banca. Quindi noi riteniamo, anche alla luce di alcune decisioni che sono arrivate dall'Europa eccetera, che sia praticabile l'ipotesi di impugnare questo. Naturalmente lo dico solo per completezza, poi in effetti la cosa è complicata eccetera, ma assolutamente secondo noi sta in piedi la revoca che abbiamo, qualcuno l'ha chiesta e l'abbiamo suggerito di fare. La revoca l'ha fatto entro oggi o quando? Secondo me la revoca va fatta entro oggi, però fino a quando la società non ha esercitato l'opzione sua
di dire io accetto il 70%, a nostro avviso c'è spazio, ma comunque la cosa più sta più in teoria, la cosa sta più in piedi anche a prescindere dalla risposta della banca, e proprio il meccanismo della transazione impostato senza l'assistenza di un'associazione dei consumatori che riequilibrava questa capacità negoziale, cioè noi in fondo abbiamo fatto firmare a persone che hanno già firmato in passato cose che le hanno danneggiate nello stesso ambiente, con le stesse persone che li hanno fatto firmare con Mifid Fasulli, li hanno fatto firmare, li abbiamo lasciati soli a fargli firmare ancora una transazione con un atto così importante. Allora, ho capito, quindi un piccolo flash, approfitto di questa annotazione che in effetti lascia un po' stupiti. Se certe persone non erano in grado di capire le modalità con le quali sottoscrivevano un certo accordo, o addirittura gli informatori non davano abbastanza informazioni così da costringere un giudice a deliberare che l'atto fosse nullo, ci viene il dubbio analogo che le stesse persone non abbiano nel frattempo maturato le conoscenze, chiedo scusa un secondo, maturato le conoscenze per poter aderire liberamente a una proposta, tanto più che mentre la prima volta, aggiungo questo dato, l'investimento, il deposito di risparmio l'hanno fatto in condizioni di tranquillità, perché evidentemente avevano del denaro che avevano risparmiato, che avevano guadagnato, quello che sia, e l'hanno dato alla banca perché glielo tenesse, perché glielo gestisce. Adesso si trova in una situazione di necessità in cui avevano bisogno di avere quel denaro e gli viene proposto di riaverlo, ma con un taglio dell'85%. Quindi questo era un mio commento, ma vorrei andare oltre, altrimenti bruciamo il tema, ma ci torneremo, perché mi sembra la posizione di oggi del socio, diciamo del socio tra virgolette povero, dove povero non è dispregiativo, è inferiore, è ancora meno forza di quando ha depositato dei soldi rispetto a quando oggi di quei soldi ne aveva bisogno e ha dovuto firmare per liberamente rinunciare all'85%. Secondo me, dal punto di vista, lasciamo stare l'etica che è una cosa ormai desueta, ma dal punto di vista legale potrebbe essere tranquillamente, secondo me, impugnata. Quindi non vogliamo scatenare la corsa alla banca per andare a ripensarci, perché ognuno avrà avuto i suoi buoni motivi, che sono anche quelli di dire ci metto una pietra su, non ci penso più, almeno dormo la notte, magari male, ma dormo la notte. Però consideriamo questa faccenda. Le condizioni tipicamente di chi ha firmato la transazione erano condizioni di maggior debolezza di loro stessi quando hanno dato i soldi alla banca. Questo penso che sia umanamente comprensibile. Certo. Parlo di situazioni come questo della signora, che sono poi moltissime, perché la gran parte dei risparmiatori erano piccoli risparmiatori o piccoli azionisti. Ecco una cosa, detto che questo giudice finalmente ha fatto una distinzione fondamentale, secondo me, ha distinto tra risparmiatori e azionisti, perché c'è stata una polemica in cui anche i Soloni, i miei colleghi, hanno sempre detto ma se qualcuno ha comprato, ha sottoscritto azioni, sapevano il rischio a cui andavano incontro. Non voglio dire che fossero in malafede, non voglio dire che fossero incompetenti, ma c'è una posizione diversa di chi compra delle azioni che può andare a piazzare in quel momento e chi invece sottoscrive delle azioni, sempre azioni sono per carità, che non sono regolate da un mercato esterno. Detto questo, una domanda che in parte è legale, in parte è etica, ma vorrei una risposta flash. Coloro i quali in passato hanno piazzato questi titoli, che fossero il direttore della banca o che fossero operatori della sportello titoli, quindi sono da considerare completamente non responsabili della loro collaborazione con l'istituto nel piazzare titoli di questo tipo. Secondo, i colleghi o loro stessi che hanno oggi invogliato i soci a sottoscrivere questo accordo possono andare tranquillamente fieri di aver fatto il lavoro per cui sono pagati per la loro banca, o dovrebbero porsi qualche tipo di problema? Beh, allora diciamo... Scusa, l'abitudine da usare, stiamo ingrandendo, abbiamo più microfoni oggi, siamo diventati ricchi. Beh, allora diciamo che da un punto di... Allora, innanzitutto bisogna fare una distinzione, secondo me è opportuno. Devo dire che c'erano dipendenti che sapevano effettivamente che cosa stavano vendendo e quindi i rischi connessi all'investimento, e dipendenti che ne erano assolutamente ignari. E questo lo so per certo perché io stesso ho dei clienti che sono dipendenti della banca, che hanno acquistato le azioni per sé e per tutta la famiglia. Okay. E quindi diciamo la buona fede è provata da questo.
E nello stesso tempo però ci sono invece altri soggetti che erano perfettamente consapevoli e che hanno avuto insomma una pratica commerciale scorretta, quindi molto aggressiva, per cercare in tutti i modi di vendere e quindi diciamo di avere poi un budget per raggiungere il budget di fine anno sostanzialmente, e ritengo che questi siano sicuramente responsabili. Ora, parlando da un punto di vista giuridico, io dico la verità, ci sono non poche difficoltà, ci sono dei modi ovviamente per riuscire a fare in modo che questi soggetti paghino, ma non è assolutamente scontato, non è facile dimostrarlo. Però sicuramente da un punto di vista morale non può che andare un giudizio assolutamente negativo, e soprattutto adesso nella questione ultima, come mi chiedeva, delle transazioni, io posso capire sicuramente che loro stessero facendo il loro lavoro, ma nello stesso tempo, da quello che mi è stato riferito da azionisti che si sono rivolti ad Adusbef, in realtà era una cosa proprio prestante, cioè ogni giorno continuavano a chiamare, sì. Avvocato, se lei condivide in questo caso Condivido. Utilizzerei il suo tempo per fare un'altra domanda che vorrei che fosse, proverò che sia conclusiva. Condivido, dico, per i dipendenti hanno una esimente che è lo stato di timore riverenziale, come si diceva una volta, nei confronti dei superiori gerarchici, quindi non abbiano paura. Loro hanno questa esimente, quindi sia prima che oggi, diciamo, certo, prima devono raggiungere gli obiettivi, ma oggi hanno paura di essere cacciati. È un'esimente che va presa in considerazione, infatti io però sono disponibile. Chiedevo un po' perché mi rendo conto anche della posizione difficile, al di là di magari certi livelli in cui erano ben coscienti e l'hanno fatto per business, diciamo così. Certo. Ci sono anche delle costrizioni implicite, ho il posto di lavoro, ho dei premi, devo farlo altrimenti vengo trasferito a Canicattì, senza nessuna offesa per gli abitanti di Canicattì che magari stanno ascoltando, visto che c'è Banca Nuova. È sicuro perché uno mi ha chiamato da quelle parti facendo Vicenza Più, citando Vicenza Più. Ecco, l'ultima domanda che vorrei fare, però magari mi auguro che la dottoressa, l'avvocato possa tornare, così come Franco Conte, è questa qui. Oggi, 28 marzo, ripeto, oggi pomeriggio, l'eventuale successo dell'operazione, cioè se la banca in tempi ragionati brevi le due banche comunicheranno gli esiti delle transazioni, quanti, come e dove. La banca per regolamento di questo OPT ha tempo fino al 30 aprile fino al 30 aprile per ufficializzare l'accettazione o meno da parte della banca dell'esito di questa OPT, perché comunque ricordiamo che c'era un limite, un obiettivo che si era posto la banca dell'80%. Quindi la banca può decidere mi accontento dell'obiettivo raggiunto oppure considero tutto decaduto perché non ho raggiunto l'obiettivo. Nel frattempo chi avesse aderito entro 5 giorni e dopo la manifestazione di accoglimento da parte della banca dovrà ricevere i suoi soldini. E detto questo, oggi, mentre fino a qualche giorno fa, ma la finanza corre veloce, l'adesione a questa offerta era considerata e veniva prospettata dalla banca stessa e anche da altre entità come condizione indispensabile, necessaria, ma forse anche sufficiente perché le due banche fossero salvate e quindi continuassero un certo percorso. Gli eventi hanno portato a mettere in dubbio questa possibilità, perché di fronte alla richiesta che le due banche hanno fatto di poter accedere, diciamo così, alla ricapitalizzazione anche da parte dello Stato, ad oggi la posizione europea è abbastanza intrigata, perché indicazioni ufficiali rilasciate ieri dicono ok al piano e al finanziamento, chiamiamolo pubblico anche se è sbagliato come termine, da parte dello Stato per il salvataggio di Monte dei Paschi di Siena. Per quanto riguarda le due venete, noi tecnici, quindi la BCE, la responsabile della vigilanza e la responsabile della concorrenza, che sono tre entità diverse, hanno detto abbiamo inviato i documenti alla Commissione europea e deciderà la Commissione. Quindi vuol dire che hanno trasferito la decisione dall'ambito tecnico, e quindi sembrerebbe negativa la loro posizione, all'ambito politico in cui tutto è rinviato a accordi politici. Una considerazione anche da non esperti ma da osservatori di queste due banche che hanno prospettato anche ai soci aderiti così ci salviamo, a un'Europa che dice attenzione, non decidiamo noi tecnici non decidiamo perché lasciamo ai politici l'ultima decisione se salvare o non salvare. Questo pone dei dubbi e dei problemi. Una sua opinione è un'opinione di Franco Conte, e vi ringrazio prima chiudendo e rinviandovi in modo da non rubare altro tempo ai pochi minuti che ci sono rimasti.
Beh, diciamo che sì, sicuramente pone una questione sia per la questione della transazione che poi eventualmente delle cause. Io ritengo in ogni caso che in realtà una capienza ci sia e che quindi non si debba assolutamente perdere la speranza e molti per esempio hanno aderito all'offerta temendo proprio che poi non ci fosse alcun modo di riavere indietro i propri risparmi. Invece questo penso che sia proprio un sistema, diciamo, per mettere paura e quindi in un qualche modo per costringere la gente ad accettare questa offerta, almeno quello che ho avuto modo di vedere fino ad oggi, con le condizioni attuali, ecco, specifico. E quindi io ritengo anzi che veramente il soggetto, se vuole realmente avere una tutela, debba agire per tutelare i propri diritti. Si parla sempre di la giustizia non esiste, invece la sentenza di sabato ci ha dimostrato proprio che questo non è vero, esiste. Avvocato Conte? A lei chiudere, quindi mi rimetto alla sua bontà per non andare oltre. Allora, io devo dire, ovviamente sono d'accordo con la Camilla che ci sia assolutamente una prospettiva positiva. Chi ha aderito lo ha fatto per sua decisione, noi l'abbiamo cercato di dissuadere, tra l'altro noi non dicevamo non aderire, noi prima chiedevamo la tipologia e poi davamo il parere, perché non tutti a prescindere potevano, certo. Alcuni potevano anche avere interesse ad aderire, quindi noi siamo stati molto responsabili, a differenza della banca che ha fatto un lavoro a tappeto, poi ha preso 91 anni, ma sono andati fin con la Croce Rossa per prendere all'ospizio alla casa di Vecchiaia la firma, cioè, robe indescrivibili, quindi questo sarà un giudizio per dopo. Naturalmente mi auguro che siano casi eccezionali rispetto a uno stile, a una plomba che l'Atlante voleva proporre, speriamo che siano solo eccezioni. Ma la cosa importante è questa: alcuni giorni fa è venuta fuori la commissaria della concorrenza, che è competente, che ha detto che se uno compra un'azione e pensa di comprare un'azione di metterci lì i suoi soldi che può ritirare quando vuole e invece poi scopre che partecipa delle possibilità di andare nel fallimento, dice la commissaria, questa persona va tutelata, e dice una frase che è la riproposizione dell'articolo 47 nostro della Costituzione. La nostra Costituzione dice: la Repubblica promuove e tutela il risparmio. La frase della Margaret Vogel dice: non possiamo permetterci che la gente perda la fiducia nel sistema finanziario, punto. E allora da questo diceva dobbiamo, come abbiamo fatto in altri paesi, in Spagna, citato la Spagna e il Portogallo, così anche per l'Italia sono aperte possibilità di risarcire il risparmio, come dicevano i traditori. Diceva al 100%. Ecco. Quindi questo è il punto, per quello io vi lo ripeto, colgo l'occasione, scrivete ai senatori che conoscete, telefonate ai senatori che conoscete o telefonate a chi conosce i senatori, perché domani, mercoledì, nel pomeriggio alle 16, dalle 16 alle 20, il Senato discute la commissione d'inchiesta. Perché è importante? Non perché ci interessa sapere guardare a buco della serratura gli scandali all'italiana, perché quella commissione, andando a fare gli accertamenti, dovrà valutare se quello che noi ha detto il giudice di Verona, non noi che siamo di parte, ma il giudice di Verona competente ha detto che quel prodotto non era vendibile ai risparmiatori. Se questo la commissione d'inchiesta lo appura, noi l'anno 21 abbiamo soltanto la necessità di andare con il nostro certificato azionario e andare a prenderci i soldi, che sia di fronte la banca che è ancora aperta, che sia di fronte alla Banca d'Italia che è ancora aperta, la Consob che fosse ancora aperta, e se non c'è andiamo dal governo, cioè è un diritto, che questo è il messaggio. La commissione d'inchiesta non per andare a fare campagna elettorale pro o contro questo o quell'altro, ma perché accerti nell'ambito per cui abbiamo insieme con Adusbef proposto degli emendamenti che focalizzino l'indagine nella qualità del prodotto. Accertato che il prodotto non era vendibile, la festa per tutte le strumentazioni è finita e il nostro diritto verrà riconosciuto. Allora, scusi direttore, chiamate questi senatori, domani discutono e inseriscono gli emendamenti presentati d'accordo con Adusbef, perché la commissione d'inchiesta appuri questa specificità e il resto viene da solo. Sapevo che correva questo rischio, l'ho corso coscientemente, e aggiungo soltanto una notazione, quindi manco alla mia promessa, ma lei è andato lungo, quindi mi allungo.
ci ragioneremo, ma questo rimborso che è stato proposto e qualche volta imposto, o perlomeno forzato, a migliaia di azionisti soci, è stato proposto e dato e concesso anche alle fondazioni bancarie che hanno sottoscritto azioni. E mi sembra da cittadino totalmente iniquo che vengano usate in questo caso un metro identico per la signora Maria che non sapeva quello che andava a comprare, e le fondazioni bancarie che si presuppone, siccome poi i vertici erano spesso gli stessi o designati dalle banche, che non avessero l'esperienza per sapere cosa andassero a comprare. Indennizzare, ristorare la signora Maria e i presidenti delle fondazioni di Banco di Sicilia, Fondazione Caribe e così via, mi sembra che sia un qualcosa di riprovevole. Questo è l'aggettivo che uso, mi difenderete casomai ne abbia bisogno in qualche altro giudizio. Vi saluto e spero di riavervi con noi. Grazie a voi per l'attenzione. Buonasera.